Le notizie sono pessime, si sta accentuando ancora di più questi bombardamenti da parte delle forze russe in diversi territori dell'Ucraina. Abbiamo avuto un'invasione che è avvenuta non soltanto sui territori dell'est dell'Ucraina, quindi nella zona di Donbass, di Donetsk, ma sono avvenuti dalla parte nord, dalla Bielorussia, quindi nelle province della regione di Kiev, e nella regione ovest, che è quella più incredibile, quindi praticamente ai confini con Ungheria, Romania e Polonia. Un attacco anche via mare, racconta Marco Toson, console onorario ucraino per le Tre Venezie, presidente di Confindustria Ucraina. Un attacco anticipato sui tempi, aggiunge, con la preoccupazione a quanto sta accadendo e agli imprenditori veneti ancora lì. Un centinaio le aziende delle Tre Venezie con sedi in Ucraina a cui viene garantito costante sostegno. La settimana scorsa abbiamo creato un centro di emergenza, un emergency desk basato su Confindustria Ucraina e in coniugazione con il Ministero italiano e con l'ambasciata italiana. Questo centro serve per la raccolta delle informazioni dell'emergenza delle imprese e degli imprenditori sul territorio locale. Sicuramente avremo necessità di poter risolvere problemi nei prossimi mesi, più che nel momento attuale, proprio per l'emergenza umana delle persone. Imprese conosciute, le persone inserite in una chat di sostegno, ma i problemi in Ucraina sono esplosi. Stanno sorgendo i problemi più inaspettati, vuol dire dal blocco delle banche, al blocco dei voli, al blocco dei trasporti, a tutto quello che praticamente avverrà, praticamente è avvenuto e sta avvenendo e avverrà nei prossimi giorni. Agli imprenditori in Ucraina Toson raccomanda di non mettersi in auto per tentare di rientrare in Italia. Sconsigliamo qualsiasi movimento, non sappiamo dove sono le basi ucraine militari, e quindi da un momento per l'altro possono passare vicino a un'autostrada e essere bombardati perché di fianco c'è una base militare. Domenica pomeriggio a Padova si scenderà in piazza per la pace. Saremo in piazza Antenore alle ore 15, invitiamo tutte le associazioni, saranno presenti degli ucraini, facciamo sentire la voce anche dell'Italia per dire: questa è una situazione incredibile che non la vogliamo, non vogliamo la guerra, vogliamo che torniamo alla pace. Dopo questa grande sofferenza, dopo il Covid, non ci mancava soltanto che una guerra in questo paese meraviglioso che è l'Ucraina.